Seconda parte di 7 in punto, dal pattinaggio artistico a rotelle alle biciclette, anzi a Biciclando. Qui con noi questa mattina abbiamo Remigio Ruzzante. Ciao a tutti, anzi buongiorno a tutti quanti, a quelli da Rio e a quelli davanti, come dicevano gli altri. Remigio Ruzzante delle Bronze Querte insieme a Roberto, di cui, mannaggia, mi sfugge il nome. Roberto Soldan. Ma chi è la bronza, chi è la querta? Ecco, brava, bella domanda. Non ce l'ha mai Nuova, fatta nessuno. nuova soprattutto, non te l'ha fatta Diciamo mai nessuno. che ci alterniamo a seconda delle situazioni, una volta fa bronza uno, una volta fa querta st'altro e via discorrendo. In questo momento mi so è a bronza. Perché Roberto non c'è, quindi è Via querta, querta, è per forza devi fare in questo momento la bronza. Noi abbiamo detto Biciclando, perché oggi facciamo un po' di autopromozione. Sì. Biciclando è una trasmissione che è andata in onda quest'estate, fino alla settimana scorsa era anche in replica ed è un modo per scoprire le bellezze storico, artistiche, culturali, territoriali, ambientali e anche enogastronomiche del Veneto, perché Roberto e Remigio ci hanno accompagnato alla scoperta dei nostri angoli meravigliosi andando in giro in tandem e combinandone di tutti i colori. No, è stata una bella idea questa qua di 7 Gold, che tra l'altro è andato in onda sui canali nazionali, che ha avuto anche un buon successo, mi dicono. Non ti abbiamo Possiamo pagato dirlo? per dirlo. No, ma è così, è sì, stato. È vero, abbiamo avuto... È stato così. E poi è stato un po' il seguito, questo programma, di un altro programma che abbiamo fatto per 3 edizioni, che era i Ballonari, dove giravamo per il Veneto con un pallone aerostatico. Siamo passati una mongolfiera, usa termini, una mongolfiera. Poi, siccome era diventato rischioso, perché Roberto e Remigio hanno una certa età, farli salire in una mongolfiera aveva una certa responsabilità, abbiamo deciso di fornirgli un tandem, anche qui... In realtà abbiamo anche noi cambiato, per avvicinarci un po' di più al pubblico, alla gente, abbiamo pensato, ma perché non usiamo un mezzo che invece possono usare tutti, come la bicicletta? Siete andati a fare un corso per imparare a andare in bicicletta? Sì, anche perché il tandem non è facile. No, non so che infatti il conto... Poi tandem, telecamerine, cioè tutta una situazione... Comunque siamo partiti con il nostro tandem e in questa edizione abbiamo girato per la Pedemontana Veneta, la collina veneta. Scusa, visto che avete girato nella Pedemontana Veneta, ci spieghi che cos'è questa Pedemontana Veneta? Abbiamo scoperto, tra l'altro, noi stessi che siamo veneti, che abitiamo qua, dei luoghi, dei posti, delle situazioni, dei cibi che non conoscevamo, che non sapevamo. Perché la Pedemontana è quella fascia collinare. Collinare che comprende 3 province, Treviso, Vicenza e Verona. Quindi si parte da Asolo, per dirti, fino alla Valpolicella, passando attraverso Thiene, Marostica, queste zone qua. Siamo stati sul Pasubio, siamo stati a Schio, in tantissimi posti anche poco conosciuti. Con il nostro tandem, e lì abbiamo trovato altri ciclisti che come noi facevano questi percorsi, abbiamo trovato le malghe. Ma siete sempre arrivati nei posti sì. In tandem, oppure il tandem lo caricavate sul camioncino, facevate il pezzo di strada giusto per la ripresa e poi di nuovo belli, tranquilli? Purtroppo abbiamo avuto un regista particolarmente meticoloso che ci ha costretto a fare i percorsi tutti. No, chi ci crede? No, assolutamente, abbiamo fatto, però sul Grappa, per dirti... Quanto siete dimagriti dopo l'esperienza di Biciclando? Ecco. No, non siamo dimagriti, perché quando si arrivava in Malga, purtroppo, per fortuna, ci aspettavano delle tavolate con forse solo in Malga, perché in Malga forse vi davano anche pochino rispetto a quando facevate le sortite in alcuni, non so, ristoranti, cantine. Ecco, è vero, e quindi abbiamo dovuto per lavoro assaggiare, darci dentro, e quindi in effetti il chilo... Però se si usa
se si va in bicicletta in modo corretto, secondo me è anche una cosa assaggiando, ecco, non esagerando. Avete avuto modo, utilizzando proprio il tandem, no, come mezzo caratterizzante questa trasmissione, avete avuto modo di verificare che ci si può muovere in bicicletta secondo degli itinerari turistici, culturali ed enogastronomici in Veneto? Avete scoperto un nuovo modo di fare del turismo lento? È vero, tra l'altro, non so se posso svelarlo, un'anteprima, la Regione del Veneto, che aveva già avuto modo di sponsorizzare, di promuovere questa iniziativa, promuovere è meglio, promuovere questa iniziativa, ci ha chiesto quest'anno, quindi lo stiamo progettando, una nuova edizione per il 2013 che è proprio dedicata alle piste ciclabili. Quindi ci spostiamo nella parte centrale del Veneto. La Regione ha realizzato... Vi ha segnalato quali sono le piste ciclabili, poi itinerari turistici? Sul sito della Regione sono visibili questi percorsi e sono tantissimi in ogni provincia, che portano dalla montagna addirittura al mare, dal lago alla città d'arte, in bicicletta. Sono dei percorsi proprio segnalati, sicuri, dove gli amanti di questo mezzo possono percorrerli e anche fermarsi in certi posti, assistere a manifestazioni, visitare musei o città, e percorsi a misura di ruota da bicicletta? Sì, esistono già e sono anche dei percorsi attrezzati, visibili, segnalati. E lungo questi percorsi ci sono anche dei punti servizio, dei punti ristoro fatti ad hoc per ciclisti, cioè addirittura dove uno trova una piccola mini officina per sistemare la catena. Non è il vostro caso, perché già è un miracolo se riuscivate a stare in bicicletta. Esatto, adesso io svelo questo dettaglio. Anche noi abbiamo avuto questi problemi in pedemontana. Avete bucato, mi pare. Abbiamo bucato e insomma, abbiamo avuto i problemi che possono succedere, e abbiamo avuto nel caso del nostro percorso l'aiuto di altri ciclisti che poi transitavano. La pietas umana è infinita anche tra i cicloturisti. Ci hanno soccorso anche sì, ci sono, per rispondere a te, questi punti sia di ristoro sia tecnici, dove le stazioni di posta, una volta si cambiava il cavallo, adesso si cambia la ruota della bicicletta. Il tandem, dove l'avete preso? Che non era proprio un tandem di ultima generazione, la ruota un po' che fina. Ci è stato fornito dalla produzione di 7 Gold e hanno scelto questo tandem moderno, anche un bel tandem non di nuova generazione, abbastanza, insomma, la ruota fine. Con la ruota da corsa, quindi non da sentiero, insomma, non da mountain bike. E questo denota che su leggero, per le montagne e quindi lì il tandem l'avevate in spalla? Abbiamo dovuto pedalare, perché sai, lì nel tandem conta il gruppo, il duo, bisogna andare, tutti e due devono... Vabbè, voi siete 20 anni che quindi fate spettacoli. C'è quello davanti che dirige, no? Quasi sempre tu davanti, come mai? No, guarda che ti sbagli. Mi sbaglio? Sì. Mi sbaglio. Io ero dietro che facevo il motorino. Quindi era ben calibrata la scelta. Deve essere così, in realtà devono andare all'unisono, devono andare insieme e scegliere il tempo. 20 anni di duo corroborato. È un ritmo, c'è un ritmo anche là, musicale. Siete riusciti a trovare il ritmo? Spesso l'abbiamo trovato, altre volte l'abbiamo perso, insomma, a seconda delle situazioni, perché noi abbiamo fatto anche percorsi in mezzo alla vigna, insomma, queste cose qua. Certo, di mezzo alla vigna, a proposito. Torniamo subito dopo la pubblicità a scoprire altri episodi, altre avventure nel backstage di Biciclando con Roberto e Remigio delle Bronzequerte. A tra pochissimo, grazie.
Di nuovo in studio con noi Remigio Ruzzante delle Bronze Querte. Stiamo parlando di Biciclando, una trasmissione che è in onda nel nostro canale nazionale ed è un viaggio in bicicletta delle Bronze Querte alla scoperta della Pedemontana Veneta, questa fascia collinare che si estende da Verona alla Valpolicella sino alla Pedemontana Trevigiana, vedi che io lo dico meglio di quanto l'hai detto tu prima, e una fascia che viene definita un nuovo prodotto turistico perché è costellato questo itinerario di ville venete, edifici storici, chiese, campanili, si possono anche apprezzare dei parchi naturalistici, insomma c'è di tutto, oltre a dei grandissimi punti di riferimento di quelle che sono le tipicità enogastronomiche del nostro territorio, quindi proprio un turismo slow, tranquillo. Sì, l'altra tipicità è rappresentata da noi stessi, cioè noi siamo in questo caso i veneti, gli indigeni che accompagniamo i turisti e quindi parliamo molto spesso in veneto, scivoliamo nella nostra cadenza e magari citando qualche proverbio, qualche frase divertente. Con l'ironia tipica delle Bronze Querte. Sì, no? È che noi siamo ciclisti un po' anomali, un po' goffi, disperati, un po' fantozzi. Ecco, un po' fantoziani. Entrando proprio nel vostro gruppo teatrale, questa esperienza di Biciclando, adesso faccio una specie di indagine Auditel, è stata, quando vi esibite a teatro, è stata percepita a livello televisivo, vi ha dato un plus, uso il termine alla latina, non plus come si dice perché fa orrore, cioè... Sì, dicevo che sia nel percorso stesso, perché quando noi arriviamo in un luogo la televisione ti dà una certa notorietà, ti dà un'autorità per cui sei quello che appare in televisione, al di là che noi facciamo anche spettacoli in teatro. Le Bronze Querte sono 40 anni, adesso non voglio svelare ma la tua età, questo, quindi mi conoscono anche nel territorio. La visibilità maggiore è data dal fatto che passi in televisione, che più persone ti vedono che non a teatro, eccetera. E quindi quando si passa in un luogo c'è anche questo avvicinarsi della gente, delle persone, stare insieme al di là di quello che è la ripresa televisiva, quindi c'è proprio dietro le quinte un stare insieme, uno scambiarsi anche... Che non è solo brindare e mangiare pane soppressa, però mi auguro. Anche quello, perché la convivialità è l'assaggiare, mangiare qualcosa insieme, stare in compagnia, ma anche poi scambiarsi delle parole, delle impressioni. Cos'è che avete trovato che magari nel contatto diretto con il territorio che non avevate colto magari esibendovi nei vari teatri del Veneto durante la vostra carriera? Cioè, qual è un elemento che vi ha sorpreso? I luoghi. Proprio ci sono stati dei luoghi dove non eravamo mai stati, non sapevamo non avevamo conoscenza di questi posti. La piccola trattoria, la malga ti dicevo prima, ma anche il sentiero, il palazzo in qualche paesino, in qualche piccolo centro storico, ne sono tantissimi nella Pedemontana, ma non solo. Questi posti, un castello, ci hanno dato tantissimo, perché appunto abbiamo avuto l'opportunità con questo programma di arrivare in questi posti, di vederli, di visitarli. Per noi è stato un privilegio. La differenza ci sentiamo con privilegiati. Il viaggio fatto con la mongolfiera, che poi tra l'altro voi in bicicletta cercavate questa mongolfiera non sapendo che ve l'avevamo tolta e mai più l'avreste trovata. Abbiamo inseguito questa mongolfiera in bicicletta, di fatto, in questa serie. C'è la differenza delle due esperienze? Il volo in mongolfiera te lo dico perché io volavo, quindi dei due ero quello che volava. È un'esperienza difficile da raccontare, perché bisogna vivere. Il volo in mongolfiera va vissuto. Perché è difficile? Perché fa paura? Perché è emozionante? No, intanto perché... io almeno non hai nessuna paura, perché la mongolfiera ti porta in alto in modo molto leggero, sei lì sospeso, non ci sono scossoni, non c'è nessun rumore, c'è questo silenzio.
non hai paura, Però sei godi proprio del sospeso, piacere del volo, di essere per aria. però Ecco, sei sospeso nel vuoto, sei sospeso in una nel vuoto. piccola cesta di, cos'è, 1 metro per 1 metro? Sì. E siete in In 3. 3 persone, sì. Cioè, come si fa a non avere un momento... È un'esperienza davvero Icaro. È unica, io lo consiglio a tutti. Moltissime persone si avvicinavano poi alla mongolfiera e avevano il desiderio, vedevi che avevano il desiderio, anche i ragazzini, di salire nella mongolfiera, magari molte volte facevamo il volo frenato all'arrivo, no? Per tutti, per la gente che c'era, e quindi li portavamo in alto, semplicemente poi giù. Il volo invece, cioè stare 20 minuti, mezz'ora in volo, passando anche delle avventure come abbiamo passato noi, specialmente nell'ultima edizione, anche un po'. Molto adrenaliniche queste Sì, avventure. quando l'atterraggio non è stato dei più morbidi. non è morbido perché c'è il vento a terra che sposta all'ultimo E momento. noi non Ci sono state avevamo sabotato la mongolfiera per chiudervi Però i lo stesso, rubinetti ecco, della produzione. non abbiamo mai avuto paura, un po' perché ti dico, ti accorgi. il mezzo ti dà, non ti crea paura, ti dà sicurezza, questa morbidezza. Ma soprattutto nel nostro caso perché avevamo un pilota che ti dava una grande sicurezza. Però da un punto di vista della scoperta di un territorio, quasi il prologo in mongolfiera è stato dare una visione dall'alto, Sì. no? Quindi hai una visione aerea delle nostre bellezze, e invece addentrarsi in questo territorio in bicicletta, no? Perché un conto è addentrarsi raggiungendo, perché poi dalla mongolfiera atterravate in un posto, andavate a piedi, ma invece percorrere dei chilometri, perché insomma al di là delle battute fatte prima, avete percorso dei chilometri, avete incontrato delle persone. Che tipo di penetrazione è stata da parte anche di questo programma del territorio, e secondo te, Ecco, chi lo vede, che tipo di impatto può avere? la bicicletta è altrettanto, cioè è diverso da come mezzo di trasporto, come dici tu. Lì sei nell'alto, sei solo, oppure col tuo compagno, 2 o 3 persone al massimo, ti scambi qualche parola, vedi le cose dall'alto, che è senz'altro una cosa unica. Invece andarci dentro, fare anche fatica, perché anche quello è la fatica di pedalare, di arrivare in un posto, di andare con calma, perché il cicloturismo è questo, è andare lentamente, non è correre, non è fare una gara, è andare lentamente, è guardarsi intorno, naturalmente bisogna stare attenti perché puoi precipitare, ecco. Però di andare insieme, anche se sei in 2 o 3 in bicicletta, 4-5, la famiglia o il gruppo, ecco. E di fermarsi, tirare fuori le cose dalla cesta o dallo zaino e mangiare le cose che hai insieme in un prato piuttosto che sotto la vigna. È un'altra cosa, è proprio vivere il territorio. Vivere il territorio, tu dicevi noi siamo stati delle guide locali di un territorio, e abbiamo detto che è stata una trasmissione che ha avuto una messa in onda nazionale. La bicicletta è anche un po' il mezzo di locomozione veneto, perché insomma basta pensare 30 anni fa ci muovevamo tutti quanti in bicicletta. Quanto questo tipo di taglio molto dal di dentro, no? Molto locale, permette anche a chi non è veneto di capire la vera identità veneta. Mi spiego meglio: ci sono molte trasmissioni fatte da produzioni nazionali che arrivano qua e raccontano un territorio, però ovviamente lo raccontano con gli occhi di chi non lo abita, cioè chi fa la mediazione del racconto. I giornalisti piuttosto che i protagonisti non sono del territorio, intervistano i protagonisti del territorio. Ma quanto invece essere la guida veneta in un territorio veneto, intervistando i veneti, incide nel rendere veritiera anche la descrizione di alcuni luoghi? Capisco che parlare di verità, quando si parla di Bronze Querte, fa un po' sorridere, ma ci sono dei programmi sicuramente nazionali che bellissimi, ben infatti, fatti, benissimo, eccetera. però questo qua è diverso proprio per questo, è un'ottica forse. diversa, no? È diverso.
entrambi hanno la loro validità. Assolutamente. Questo è diverso, diciamo che è il Veneto raccontato dal Veneto stesso, quindi ti dicevo quel qualcosa in più, siamo noi che siamo noi stessi i protagonisti del territorio, quindi in qualche modo li rappresentiamo, siamo testimonial in qualche modo di questo territorio. Poi anche noi, non è che il Veneto ha tante identità, ogni luogo è uguale ma diverso, quindi noi siamo di Padova. È uguale ma diverso in cosa? Fammi un esempio, cioè a Verona, visto che tu sei padovano, no? Sì. Ecco, l'uguaglianza veneta e la diversità col veronese, nella Piedemontana. Beh, la base della lingua è la stessa, però anche lì, anche sulle inflessioni linguistiche, abbiamo già delle diversità da luogo a luogo, già si vedono. Sui prodotti anche, perché, non so, la soppressa vicentina ha una particolarità che è diversa da quella che trovi in Valpolicella, per dirti. Non parliamo dei vini, là non si discute. Li avete assaggiati tutti? Abbiamo fatto, diciamo, una certa conoscenza e con grande piacere, anzi speriamo che ci invitino con Biciclando al Vinitaly, perché vorremmo proseguire in questo... al di là del Vinitaly, siete entrati in bicicletta in alcune cantine sotterranee, io ricordo delle immagini, ci racconti questa esperienza sotto il castello, se non sbaglio, di Romeo e Giulietta, in mezzo a 112.000 bottiglie, qualcosa del genere? Sotto il castello di Romeo e Giulietta ci sono questi cunicoli che sono delle ex cave che sono state adesso trasformate in cantina praticamente, dove matura, in questo caso era il Durello, mi pare che fosse il Durello, e abbiamo percorso in bicicletta questi cunicoli, e fermandoci tra l'altro un paio di volte a brindare per riscaldarci perché è freddo. Stai cercando una giustificazione, ho quasi l'occhio inquisitore, non ho capito. A riscaldarci col Durello. Era piena estate, c'erano 40 gradi quando abbiamo girato, dovevano riscaldarsi, ma per carità. Dentro, sai. Sì, c'era una temperatura. Poi i fantasmi, ci sono delle presenze, che sono luoghi che hanno, tirarsi su un po'. Sono luoghi che hanno delle presenze sì, infatti in un posto del mistero. C'era una signora con una candela che vi ha portato. Sì. Abbiamo trovato luoghi con delle presenze anche un po' misteriose, sai, questo Veneto del mistero. E non era Roberto, no? Non era Roberto, no, Roberto era lì con me e ci facevamo coraggio con queste presenze. Sì, ti dicevo, il Veneto è bello e trova delle particolarità anche sottoterra in questo caso. Abbiamo trovato non solo, perché anche degli ex siti sottoterra, anche ex rifugi per esempio come a Schio. La strada anche delle 99 gallerie, no? Lì avete anche i percorsi della Grande Guerra avete esplorato. In quel caso lì era un percorso proprio anche storico. Nel caso di quello che dicevo io, abbiamo trovato anche il formaggio a maturare dentro la grotta. Guarda la differenza tra me e te. Io evidenzio le cose culturali, percorsi storici, artistici, e tu invece mi riporti sempre alle squisitissime tipicità enogastronomiche. Parlavamo di identità e anche di sui formaggi, il formaggio di grotta. Come mai ti sono rimaste così impresse e invece sei più impreparato sui dettagli storico-culturali? Ti dirò che andare in bicicletta, e questo qua è una cosa nota, e lo capiscono anche a livello nazionale, e fa una certa fame, questo sforzo fisico, e quindi è giocoforza quando ti trovi in situazioni di trovare il formaggio appena... Fare lo spuntino. Sì. E l'ombretta è una cosa Poi, che... Visto che vi hanno accolto con estrema ospitalità, sembrava anche poco educato, rifiutare. Brava, anche questo. So che siete arrivati, se non ricordo male, anche in un vigneto, c'era una botte e non avete nemmeno aspettato che la signora arrivasse con i 2 calici, vi siete messi a tracannare, uso questo termine, direttamente dalla botte con la canna che fuoriusciva dalla botte. Eravamo muniti di una cannuccia che ci portiamo sempre dietro per in caso di emergenza, e
e in attesa che arrivassero i bicchieri abbiamo assaporato il mosto direttamente dalla botte. Minacciava pioggia, c'era una certa fretta e quindi abbiamo dovuto accelerare, questo è stato il motivo. Tornando ai percorsi della Grande Guerra, avete fatto anche degli ottimi itinerari sul Monte Grappa, dopo aver visitato il Sacrario, siete saliti in cima, quasi per un'esperienza da brivido, volevate lanciarvi in deltaplano e in parapendio, perché a Borso del Grappa c'è il più grande centro di allenamento e di lancio di queste discipline. Partono proprio da Monte Grappa e poi vanno giù e vengono proprio da tutto il mondo proprio per lanciarsi con il deltaplano da lì. Tu hai telefonato a tua mamma lì perché pensavi che ti imbarcassero e imbragassero, invece poi ti hanno lasciato lì, hanno visto il caso disperato. Diciamo che non c'era più posto e no, il deltaplano è una cosa che mi fa un po' paura, sì. Anche se accompagnato dall'istruttore? E c'era Roberto che voleva lanciarsi lì. E come mai? Voleva lanciarsi e portarsi dietro anche il tandem. C'è stata quindi una discussione e poi alla fine non si è potuto e quindi hanno dovuto partire, sono partiti come era previsto, insomma, loro, e noi li abbiamo seguiti, abbiamo dato lo start alla partenza e poi li abbiamo accolti poi all'arrivo giù. Però ecco, un po' mi affascina e un po' invece Roberto era andato con l'intenzione proprio di lanciarsi. Le prossime puntate allora quindi faremo in modo che nel fare lo storyboard ci sia un momento di lancio col parapendio o col deltaplano? Col parapendio. E col tandem. E col tandem. Non so come lo agganceranno, ma hanno detto che si può. La cifra caratteristica di Biciclando è la cifra anche comica, no? Perché scoprire dei luoghi, dei territori, ma anche in maniera comica, grazie appunto alle vostre battute, rende un po' tutto più simpatico, più leggero. Le battute le preparavate? Erano spontanee? È frutto di quella vostra esperienza ormai di duo comico che vi portate da tantissimo tempo? Ma sai, si cerca sempre di preparare, tu lo sai, perché poi sei un po' anche tu che non svelare niente, io non c'entro nulla. La redazione che insomma dà una mano sicuramente, però in questo caso succede, sai com'è, non sai mai quello che trovi poi alla fine, no? E quindi quando arrivi in un posto succede qualcosa, ti trovi in un luogo particolare, incontri della gente che non pensavi e quindi magari lì nascono poi le scenette perché c'è qualche cosa che ti attira in modo particolare. Le preparate prima o vi vengono spontanee? Diciamo che le gag. Si parte da una preparazione e poi alla fine si fa quello che succede, quindi molto, molto spontaneo, molto improvvisato. Non so, per dirti, eravamo in Valpolicella, passiamo in questo borgo col tandem e siamo stati attirati da una bocca della verità che c'era. E ti facevano male le gambe in quel frangente, forse non eri ancora ben allenato. Ci è venuto l'idea di fare la prova infilando la mano, per dirti, ecco, una cosa che è nata lì, oppure in un altro posto siamo passati, c'era un artigiano che stava impagliando delle sedie, e tu simpaticamente, egoisticamente, adesso spezzo una lancia in favore di Roberto, ti sei seduto sulla sedia pronta, mentre hai lasciato a Roberto lo scheletro della sedia senza seduta. Una ce n'era, era pronta una, l'altra la stavano ancora finendo. E quindi Roberto è rimasto in piedi. Ecco. Poi tra l'altro nella situazione in cui avete bucato, 50 metri dopo, e avete trovato un gentile cicloturista che vi ha aggiustato la camera d'aria, perché neanche quello sapete fare. Ma che ciclisti siete? Siamo un po' improvvisati in effetti e non avevamo il kit dietro e quindi
Ma per fortuna, perché anche queste cose qua sono la vostra comicità. Del trovare persone che... Siete dei comici improvvisati. A parte della gag che può succedere, che può essere utile anche al programma, il fatto di aver trovato fatalità anche ciclista che poi ha soccorso è stata anche quella una Questa cosa è comicità e live, questa è televisione e live, questo è conoscenza del territorio, forse con gli occhi stessi del telespettatore che guarda, che trova in TV quello che troverebbe lui stesso andando girando per borghi. Poi Paperini, ma anche Fortunelli in qualche caso. Bene, non abbiamo più tempo, io ringrazio Remigio Ruzzante, Biciclando ritornerà. Quindi continua, non finisce qui, a marzo, aprile, e andrà alla scoperta di quelli che sono proprio i percorsi ciclabili, cicloturistici della regione del Veneto. Lo stesso tandem e avrete? Tante altre sorprese. Ah, certo, lo stesso tandem avrete? Stesso tandem. L'avete portato a revisionare? Revisionato, è quasi a posto, mi dicono che è ancora in officina, ma sarà una cosa spettacolare. Bene, ringrazio ancora Remigio Ruzzante, ringrazio voi, ci rivediamo domani mattina con 7 in punto durante la giornata, l'edizione del TG. Grazie, arrivederci.